Quanto è bella l'estate! Il mare, le vacanze, le feste, lo spannolinamento. Ciao, bentornati nel mio canale, io sono Agata e in questo video oggi voglio raccontarti la mia esperienza per quanto riguarda lo spannolinamento e darti, perché no, magari qualche piccolo consiglio, anzi, li ho contati, se non mi sbaglio sono 5, lo vediamo subito. Dunque io ho affrontato, ovviamente avendo 2 bambini, 2 spannolinamenti, più o meno facili e molto simili. Devo dire che non ho avuto particolari difficoltà o particolari problemi. C'è da dire però vorrei fare una piccola premessa. Ogni bambino è un individuo a se stesso, quindi non tutti i bambini sono uguali, non tutti i bambini affrontano questa avventura nella stessa maniera. Soprattutto non c'è un'età giusta per iniziare lo spannolinamento, ma una mamma o un papà, un genitore capisce quando il bambino è pronto. Come lo capisce quando è pronto? Quando vede che comunque inizia ad avere qualche approccio con il gabinetto, magari si fa qualche prova o magari vede, come nel mio caso è successo con il più piccolo, l'ultimo che abbiamo, io lo sto completando, qui lo dico e qui lo nego, abbiamo terminato definitivamente lo spannolinamento dopo 2 settimane. Quindi è stato molto veloce, appunto perché siccome imita tutto e per tutto il fratello maggiore, già da un po' lo seguiva in bagno, vedeva, osservava, abbiamo fatto qualche prova e finalmente quando si sono allineati i satelliti e mi sono decisa io, ho iniziato lo spannolinamento che devo dire è stato veramente soddisfacente e veloce. Quindi in questo video ti voglio parlare sì della mia esperienza, ma dare anche qualche piccolo consiglio. Innanzitutto vediamo quali sono gli essenziali, i must have per iniziare uno spannolinamento. Vasino o riduttore? Io in tutti e 2 i casi ho usato subito per direttissima il riduttore. Non ci ho pensato neanche a comprare il vasino veramente perché già di per sé a me fa un po' schifo, te lo dico chiaramente, detto fra me e te con tanta sincerità. Però non ti nego che nel caso in cui non mi riusciva a fargli prendere fiducia sul gabinetto, avrei provato anche questa cosa del vasino. Quindi vedi un po' tu dove il tuo bambino si trova più a suo agio. Un altro importantissimo prodotto da avere quando si inizia lo spannolinamento sono le traverse, quelle che si mettono per salvaguardare il materasso. Io le ho messe sia nel letto di Raffaello sia nel letto mio perché capita che delle volte la notte mi viene a trovare. Ti dico la verità, è da 2 settimane volevo comprarne un altro pacco perché pensavo che non mi bastassero, invece no, non ha mai fatto pipì mentre dormiva, né in macchina, perché già siamo pure usciti, né tantomeno mentre dorme, quindi bravissimo. Poi, pannolini mutandina. Io sono contro questi pannolini mutandine, sarebbero i pannolini che non si aprono con i classici strappi, ma che si abbassano come le mutandine. Io sono contro perché secondo me, secondo il mio modestissimo parere, i bambini si potrebbero confondere, o meglio, avendo la sensazione di avere il pannolino è più facile che non riescano a contenersi e che quindi magari mentre giocano sbadatamente la fanno lì. Quindi io sono passata direttamente alle mutandine, a tante mutandine, tanti cambi di pannoline, di mutandine, infiniti cambi di mutandine. Quindi piuttosto che spendere soldi in questi pannolini che poi andrebbero buttati, investiamoli in mutandine di cotone classici con i super pigiamini, le tartarughe ninja, ce ne sono tante carine e poi magari una volta che se la fa addosso, perché se la farà addosso, le lavi e te le ritrovi. Poi un'altra cosa molto carina che potrebbe essere d'aiuto è la tabella, una specie di calendario che io ho trovato quando ho spannolinato Leonardo 2 anni fa.
in un sito, Coccole Sonore mi sembra che si chiamava. Comunque nell'info box, la freccetta che c'è qui, troverai il link diretto se pensi che ti possa servire. Ti metto magari qui un'immagine, altro non è che una tabella dove il bambino ogni volta che fa la pipì nel gabinetto o la pupù e si lava le mani e quello che volete, lui va a segnare e sa che riceverà magari un premio in cambio, e quindi già anche questa fase diventerà per lui un gioco. Un'altra cosa che ti servirà immancabilmente per affrontare serenamente questa fantastica avventura dello spannolinamento è il secchio con uno straccio, il mocio, e in allegato tanta ma tanta pazienza, perché partiamo dal presupposto che comunque sappilo, te lo dico, te lo confesso, se la faranno addosso sia la pipì che la pupù, magari un bel po' di volte. Quindi armati di pazienza, anche perché se non se la fanno addosso non riescono a capire lo stimolo che debbono andare a fare la pipì o la pupù. Quindi se non glielo facciamo capire, non è che hanno un pulsantino e tu ci clicchi, dici adesso basta pannolino, vai a farla sul gabinettino. No, non funziona proprio così. Per affrontare serenamente questa fantastica avventura dello spannolinamento, adesso ti do 5 consigli che sono sicura troverai abbastanza utili. Numero 1. Abbassa le aspettative. Purtroppo tante volte siamo abituati a trattare, coinvolgere i nostri bambini come se fossero grandi, dimenticando appunto che sono solamente dei bambini. Quindi non possiamo avere la pretesa che subito, che velocemente imparino a fare la pipì e la pupù dentro dentro il gabinetto. Quindi il mio primo consiglio è per te, genitore: abbassa le tue aspettative. Numero 2. Complimentati con lui o lei quando raggiunge gli obiettivi. Ad esempio, se ha le mutandine e sente, magari inizia ad imparare lo stimolo che sta arrivando la pipì e ti chiama, te lo dice, pipì pipì pipì. È capitato con Raffaello la settimana scorsa, pipì pipì pipì, però ovviamente non è riuscito a trattenersi, se l'è fatta addosso. Nonostante questo io mi sono complimentata con lui perché è riuscito a capire che doveva fare la pipì. Mi ha avvertito in tempo, però giustamente non è riuscito a trattenersi un attimino, quindi va bene comunque e bisogna complimentarsi con loro. Numero 3. Non umiliarli mai. Questo comunque a prescindere, applicabile sempre. I bambini non si dovrebbero umiliare mai, però se capita che gli scappa, o se si è fuori, o se c'è qualcuno, non bisogna umiliarli. A noi è capitato giusto 3 sere fa, c'erano degli amici a cena, Raffaello è andato in bagno, però non è riuscito, non aveva lo sgabellino a portata di mano, e quindi quando io ho capito che era in bagno perché ho visto la luce accesa, mi ha guardato dispiaciuto perché gli era scappata la pupù nelle mutandine. Ma va bene lo stesso, perché l'intento comunque era giusto, e anche se c'erano ospiti, c'era altra gente e poteva vergognarsi, non l'abbiamo umiliato, anzi gli abbiamo detto che può capitare, non ci fa niente, un attimino la mamma ti lava e ti cambia subito e non è successo niente. Questo comunque serve al bambino anche ad acquisire fiducia sia nel genitore e sia ad accrescere la propria autostima, cosa da non sottovalutare mai, non solo durante questa fase. Numero 4. Ricordargli con una certa costanza di andare in bagno. Perché ovviamente all'inizio, specialmente se giocano, guardano la TV o altro, non so che cosa potrebbe fare di altro un bambino, comunque io facevo così, gli facevo fare la pipì o la pupù, quello che sia, poi dopo un'oretta e mezza lo risedevo in bagno, e anche se non doveva farla già
cercavo di innescare un meccanismo e abituarlo anche a questa cosa. Stop al gioco, andiamo a fare pipì e dopo riprendiamo a giocare. Numero 5, premialo quando raggiunge l'obiettivo. Il premio quale può essere? Può essere una caramella, può essere un cioccolatino, può essere un giochino, quello che più piace al tuo bambino. Aneddoto. Quando ho spannolinato Leonardo, con la pipì tutto sommato è stato abbastanza semplice, con la pupù ha avuto qualche difficoltà perché ovviamente si tratteneva di più, non si lasciava andare, quindi super mega festa quando faceva la pupù. A lui piacciono tantissimo le caramelle gommose, quindi lui ogni volta che riusciva a farla dentro il gabinetto sapeva che aveva qualche caramellina in omaggio, quindi per lui in automatico le caramelle gommose sono le caramelle della cacca. Noi siamo al supermercato, facciamo la spesa, lui le vede. Mamma, me le compri le caramelle della cacca? Noi, se te la devo raccontare tutta, oltre il premio, la caramellina, poi facciamo un attimino di trenino samba con la canzoncina di sotto, cacca dentro al water, pipì dentro al water. Come senti chi parla e insegna. E questo è quanto. Mi pare che ti ho raccontato tutto. tutto. A parte che, vabbè, è ovvio, inutile dirlo, però te lo dico, non si sa mai, che quando uscite per le prime volte, ovviamente abituarlo a fare la pipì prima di uscire di casa e di iniziare facendo tratti brevi. Non tenerlo un'ora in macchina, magari se fate la prima uscita, fate un giretto, tornate a casa, andate dalla nonna, comunque dove c'è un altro bagno disponibile, e questo è quanto. Mi sembra di aver detto proprio tutto. Non mi resta che salutarti e ricordarti che se ancora non lo hai fatto e questi video ti piacciono, iscriviti al mio canale e attiva la campanellina così da rimanere sempre aggiornato, ma soprattutto voglio sapere del tuo spannolinamento, se lo hai fatto, se hai altri consigli da condividere con noi. Oramai siamo diventati quasi una community, quindi se mi cerchi, mi trovi anche sui social, Facebook e Instagram, sempre con lo stesso nome, Agata Chic non impegna, e basta, ho detto tutto. Alla prossima, ciao! Mamma pipì, capito? Mamma pipì, pipì, pupù. Quante volte l'avrò detto pipì e pupù? Vieni amore, andiamo!